Parto dagli stimoli lanciati da Caviò e da Boschetto. La nota che Confartigianato ci diede nel novembre 2017 fu immediatamente utilizzata dal Consiglio regionale, perché la legge che facemmo di proposta di acquisizione di deleghe e iniziative appunto per contattare col governo fece tesoro di quel lavoro che Confartigianato ci diede. E vado sul finale dell'intervento di Boschetto. Mi pare che proprio in questa sala, era il 2012, e qua capisco quanto vecchio sono diventato, proprio in questa sala presentammo la legge che ha permesso in questi anni di fare molte fusioni di comuni e molte iniziative che hanno spinto i comuni a collaborare fra di loro. Quindi su questi temi penso che la Regione Veneto da tempo pone attenzione e lavora in maniera puntuale e precisa. Venendo alla domanda, allo stimolo di Piero Erle, secondo me quello che è avvenuto l'altro giorno in Consiglio dei Ministri, approvando all'unanimità il disegno di legge il DDL Calderoli, segna una svolta democratica nella nostra storia, ed è applicando la Costituzione, facendo quello che si deve fare, che secondo me i cittadini si possono riavvicinare al voto. Ci sono tanti fattori che hanno disturbato, tra virgolette, l'affluenza al voto per Lombardia e Lazio. Io sarei sempre più per un election day chiaro, una volta all'anno, tutto quello che c'è da votare si vota assieme senza avere troppi appuntamenti scaglionati, perché secondo me è anche dispersivo dal punto di vista istituzionale e politicamente crea fibrillazioni in continuazione, e quindi non si sa mai se certe scelte vengono fatte in prossimità del voto o non vengono fatte appunto pensando al voto. Ma se abbiamo, come quest'anno, appuntamenti appunto a febbraio, li avremo adesso in Friuli ad aprile, avremo le amministrative appunto a metà maggio, avremo Molise e qualcos'altro che va al voto a giugno, avremo le elezioni in Friuli e Bolzano, no, scusate, in Trentino e Bolzano a ottobre. Ecco, secondo me avere in un anno 5 appuntamenti elettorali non fa bene né alla partecipazione al voto, ma neanche alle istituzioni della politica. Quindi per riavvicinare i cittadini al voto bisogna assolutamente, secondo me, fare anche un po' di ordine negli appuntamenti elettorali. Vado un attimo sul tema di quello che sta avvenendo, che ripeto, secondo me è storico, e anche di quello che sta avvenendo specialmente in molta stampa del sud. E dico stampa perché è una cosa partita già verso la metà di novembre, e da Il Messaggero in giù, parlando di media, purtroppo sto vedendo cose incredibili. Ma chi critica Calderoli e chi critica le regioni che hanno chiesto di attivare un percorso autonomista non dovrebbero criticare appunto chi sta facendo questo, ma dovrebbero criticare la Costituzione, che non può essere la miglior e la più bella Costituzione al mondo a corrente alternata. Quando la declama Benigni, che non è un costituzionalista, è la più bella del mondo. Quando invece si va ad applicare articoli diventa qualcosa che crea disagio, che crea divisione, che crea qualcosa che non va. Ecco, la Costituzione, dico, andrebbe applicata sempre, magari partendo anche dall'articolo 47 della Costituzione, primo comma: la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. E qua in Veneto forse questa cosa non è avvenuta in maniera puntuale, in particolare a Vicenza. E anche per questo, ad esempio, una delle 23 materie che chiediamo è la possibilità di coordinare, di controllare le casse rurali, le casse appunto a livello locale. Secondo me potrebbe essere un tassello che rimette in moto un po' di credito a livello locale, come ce lo aspettiamo. Riparto: la riforma Calderoli è nel solco della Costituzione,
ha un iter non semplice, è la prima volta che viene applicato appunto questa possibilità. Il DDL prevede il coinvolgimento a più riprese, il governo, diversi ministeri, le regioni richiedenti, la conferenza Stato-Regioni, il Parlamento, quindi è un passaggio che sarà assolutamente democratico, complesso, non semplice, però da qualche punto dovevamo assolutamente partire. Due però sono i nodi, secondo me, principali del disegno di legge Calderoli. Uno, il finanziamento delle funzioni assegnate alle regioni richiedenti, che appunto sarà un passaggio particolare, e qua Marco Stadiotto a parlare sicuramente in maniera puntuale e precisa. Le risorse, il secondo punto, le risorse necessarie per la gestione dell'autonomia definite da una commissione paritetica, ed è importante che sia paritetica, Stato-Regione, per giungere alle modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazione del gettito o più tributi erariali maturati nel territorio regionale. Tutto ciò è in linea con il secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione. La definizione delle risorse determinerà una crescita di bilancio regionale e un ridimensionamento di quello statale, ed è uno dei mantra e dei problemi che purtroppo a Roma viene agitato specialmente all'interno dei ministeri, per via di una diversa allocazione del gettito fiscale, e ciò secondo me è un bene per l'intera comunità nazionale. Si fa chiarezza anche di dove le risorse vengono prelevate e dove vanno a finire. E sempre tornando allo stimolo di Piero Erle, se più vicino ai cittadini è il momento decisionale, nel momento in cui vengono impegnate le risorse, maggiore sarà anche la volontà dei cittadini di partecipare al momento elettorale, e poi saranno i cittadini che premieranno o meno chi ha gestito le risorse in maniera più o meno puntuale o precisa. Se il bilancio dello Stato si ridimensionerà, come dovrebbe appunto lo Stato poi pareggiare il diritto a tutti i cittadini sul territorio nazionale per accedere alle stesse prestazioni. Secondo me intanto facendo chiarezza su come le risorse vengono spese nelle diverse regioni, ma soprattutto raccontando la verità, cosa che invece non sta avvenendo in questi giorni. Io ho la rassegna stampa nazionale sotto mano, vi dico una delle chicche più assurde che ho letto della stampa di ieri, e sui quali si fa leva nell'opinione pubblica del Sud per spiegare che questo disegno di legge distruggerà il paese. C'era una manifestazione a Napoli di una serie di sindaci di Puglia, Campania, Calabria, e il Mattino di Napoli riporta questo passaggio. Ieri c'erano anche forze sindacali, un centinaio di sindaci provenienti soprattutto da Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, e poi pezzi della società civile che si rifanno appunto alla sinistra. Sempre il Mattino di Napoli riporta questa perla che è un esempio clamoroso di quanta disinformazione viene fatta in questo momento al Sud. Aperte virgolette, faccio un esempio semplice, racconta Elena Coccia, avvocato, ex consigliera comunale e segretaria napoletana di Rifondazione Comunista. Se in Veneto, come pare, nei concorsi per i docenti si richiederà la conoscenza della lingua veneta, quel concorso potranno partecipare solo i veneti, una cosa anticostituzionale. I media del Sud sono intrisi di menzogne di questo tipo da novembre, sui numeri, su gestioni, su cose che non sono mai state dette, non sono mai state declamate da nessuno, ma però vengono riportate da il Mattino di Napoli, che vi assicuro è parecchio letto a Napoli. Ecco, in un modo o nell'altro i detrattori processano la richiesta di autonomia in maniera fuorviante e clamorosamente sbagliata. Però la cosa che appare in maniera più eclatante, e su questo sempre Marco magari mi può correggere se sbaglio, ammettono implicitamente che a tenere in piedi il condominio Italia
sono i contributi di poche regioni, con un evidente squilibrio fra quanto versato e quanto viene poi ricevuto in termini di servizi. Si sbandiera il depauperamento dei fondi per le regioni meno sviluppate, si bolla il progetto di autonomia differenziata, ma nessuno tra i quanti stanno lanciando allarmi non chiedono migliori servizi, non chiedono efficienza nello Stato, non chiedono uno Stato meno costoso e più equo, ma chiedono solamente di mantenere quel gruzzolo, tra virgolette, permettetemi, da poter spendere in maniera magari non sempre efficiente. Noi invece quello che cercheremo di fare, se ci arriva l'autonomia, è di riuscire a gestire un po' meglio le cose rispetto a quello che lo Stato fa già adesso. E io vi faccio un esempio che portiamo spesso, anche se magari i numeri non possono essere comparabili, non possono essere diciamo così, messi sulla bilancia in maniera adeguata, ma la scuola, che sembra uno dei mantra, e lo vediamo oggi che anche dei parlamentari veneti propongono di togliere la scuola dalle materie previste dagli articoli 116 e 117. Noi come Regione Veneto abbiamo una competenza che è la formazione professionale e noi come Regione Veneto riusciamo al primo giorno di scuola a dare agli studenti l'insegnante che li segue dal primo all'ultimo giorno. Riusciamo a far partire i corsi con le ore già a posto al primo giorno di scuola. Noi avremmo la presunzione che se ci viene data la competenza sulla scuola di poter fare questo anche per gli altri corsi scolastici, perché secondo noi basta un po' di organizzazione, secondo noi basta un minimo di preparazione. Quello che vediamo ogni anno, e penso che, parlo delle mie figlie, che ogni anno si vedono appunto degli insegnanti partire in maniera più o meno rocambolesca, forse assestare il proprio panorama appunto di docenti a metà ottobre e sperare di arrivare a fine anno con queste persone. Ecco, noi chiediamo questo, pensiamo e abbiamo appunto la presunzione di poter fare qualcosa in meglio dello Stato e magari anche riuscendo a risparmiare e a gestire un po' meglio le cose. Io mi avvio verso la conclusione, anche perché sicuramente sentire Stelio e Marco sarà molto più interessante del sottoscritto. Io non vorrei che però si rialimentasse in questi giorni un capitolo di scontro fra nord e sud che non ha assolutamente, secondo me, ragione di essere. In questo momento noi potremmo veramente cogliere l'occasione per ammodernare questo Stato, potremmo cogliere l'occasione per riuscire veramente a incidere in sacche di efficienza e in utilizzo di spesa pubblica improduttiva che non fa bene a nessuno, non fa bene neanche a quelle regioni che sono destinatarie di soldi che vengono spesi male o non riescono neanche a spenderli. Il primo errore è voler far credere che i problemi di intere regioni e metropoli del Mezzogiorno si risolvono con soldi dirottati dallo Stato, quando la spesa pubblica nulla può contro l'inerzia, l'incapacità e l'assenza del buon governo. Nulla possono i soldi davanti a errori tecnico-amministrativi e al disinteresse di una classe dirigente, non solo politica, che sia chiaro, non solo politica, che accusa gli altri dei propri mali. È colpa dell'autonomia differenziata se Roma ha i rifiuti sparsi in pieno centro storico o ai cinghiali che pascolano fra Montemario e il Portuense? Non è colpa dell'autonomia, è colpa di qualcos'altro. Faccio un'altra citazione. Nel finire degli anni 90 del secolo scorso, Sergio Romano, che noi conosciamo da Vicentini, dalle colonne del Corriere della Sera notava: la verità è che la classe politica nazionale sa perfettamente che l'autentica autonomia di alcune importanti regioni la priverebbe di gran parte della sua autorità. Esiste una nomenclatura politica, amministrativa, economica e sindacale per cui l'Italia deve restare una e indivisibile. Per coloro che ne fanno parte non è soltanto una patria, ma è anche un grande collegio elettorale, un serbatoio di voti, un datore di lavoro e la ragione sociale del loro mestiere.
Questo lo scriveva, ripeto, Sergio Romano a fine anni 80 e secondo me è di un'attualità clamorosa in questo momento, ripeto, perché sto vedendo proprio un'azione coordinata di disinformazione volta a influenzare i parlamentari o i politici di una certa parte d'Italia per far di tutto perché questo processo che serve ad ammodernare il paese venga bloccato. Questo blocco, secondo me, non solo per il Veneto, è una cosa che non può esistere in un'Italia del terzo millennio. Dobbiamo riuscire a far sì che l'Italia torni ad essere un paese efficiente o lo diventi finalmente un paese efficiente e se non facciamo questa riforma, dal mio punto di vista, rischiamo di travolgere non solo il Veneto, non solo chi cerca e chi vuole, come gli imprenditori del Veneto, gli amministratori del Veneto, vedo qui in grande presenza, mettendo una palla al piede o offrendo una mano incredibile, ma rischia di travolgere l'intero paese. O si coglie questa occasione per fare qualcosa di buono per l'Italia, o veramente, secondo me, andremo sempre più verso l'Africa più che verso l'Europa. Grazie.